Grande trattato della storia. Una semplice eliminazione dei dazi e delle barriere non tariffarie fra Stati Uniti e Unione Europea ci cambierà la vita già dal 2015, eppure nessuno sa cos'è. TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ed è vero che ci cambierà la vita, invece Stop Secrets TTIP. L'idea dell'accordo nasce nel 2007. È un trattato tra Europa e Stati Uniti per abolire i dazi doganali e uniformare i regolamenti dei due continenti. Prima fregatura. I dazi doganali sono già relativamente bassi. Seconda fregatura. Uniformando i regolamenti dei due continenti non ci saranno più ostacoli alla libera circolazione di merci, di investimento e di gestione dei servizi. Libero accesso al mercato per i prodotti agricoli e industriali. Grazie a TTIP non capirete se i pomodori Pachino che avete sulla tavola provengono dalla bella Sicilia o dal Texas, se il parmigiano reggiano non sia stato amabilmente fatto statinare in California e il vostro Barolo non sia in una cantina dell'Oklahoma. Cin cin! Gli appalti pubblici saranno aperti a tutti. Che bel marciapiede che abbiamo fatto sotto casa, ma c'è una crepa che pare un cratere. È il caso di fare un richiamino alla ditta. Come si contatteranno i borghesi? Eh sì, perché con il TTIP gli appalti saranno così pubblici da permetterne la candidatura anche alle lobby americane. E chi vincerà tra loro del piccolo e fidato asfaltatore di paese? Le energie e materie prime saranno nelle mani delle multinazionali. Sì o no al nucleare? Mica lo decidete voi, ci penserà un americano in giacca e cravatta a farvi sentire come esproprio. Materie regolamentari deregolamentate. Avete mai gustato un buon filetto all'antibiotico cottura media? Le regolamentazioni europee ve l'hanno sempre impedito, ma grazie a TTIP potrete farne indigestione. Le misure sanitarie e fitosanitarie saranno a servizio del profitto. Malati? Nessun problema. Ora potrete comprare una marea di farmaci nuovi di pacca, probabilmente sperimentati per soli 6 mesi invece di 10 anni richiesti oggi in molti casi. I servizi pubblici, chiamateli privati. Vi ricordate le lotte e i referendum per mantenere l'acqua pubblica? Acqua passata. I diritti di proprietà intellettuale diventano un'arma di ricatto. Mettete che un'onestissima azienda dell'Alabama decide di vendervi dei fagioli belli pieni di OGM e che per questo, insieme alla vostra regione, decidete di creare una campagna di allerta contro gli OGM. I potenti avvocati della suddetta azienda possono citarvi per discriminazione. Credete sia uno scherzo? È l'azione legale tra il colosso delle sigarette Philip Morris e l'Australia che si è permessa di fare campagna antifumo. E tutto questo è solo un assaggio del più grande trattato della storia, prossimamente nelle vostre case. Le nostre riflessioni sono solo deduzioni, ma non sono mai state smentite ufficialmente. Sfidiamo chiunque a trovare informazioni dettagliate sul sito del Parlamento europeo.
Prova. Possiamo partire? Pronti? Parte la serata. Buonasera, cittadini e cittadine. Grazie per essere venuti questa sera, vi vedo molto numerosi. Vi ringrazio per questo. Ci sono alcune sedie qui davanti, se volete sedervi, uno di voi, do un po' anche in piedi. Bene, allora, io sono Livio Zanchetta, moderatore della serata, sono attivista del Movimento 5 Stelle di Treviso, che ha organizzato questa serata. E questa sera, come già sapete tutti quanti, trattiamo un tema di grande rilevanza, il futuro dell'Europa e dell'Italia, ma del quale poco si sa, poco viene detto. Allora, il tema è il TTIP, ovvero Transatlantic Trade and Investment Partnership, che tradotto nella nostra lingua significa trattato transatlantico
sul commercio e gli investimenti. E a cercare di far luce su questo trattato stasera, a scrutarlo nelle pieghe, a farcelo conoscere più da vicino, abbiamo due relatori d'eccezione che vi presento. Qui c'è qualcuno che si autosminuisce, in realtà è un portavoce in Europa ed è il primo che prenderà la parola. Dicevo, portavoce in Europa per il Movimento 5 Stelle, nonché copresidente del EFDD, raggruppamento di alcune formazioni politiche di varie nazionalità, come già saprete, è il nostro conterraneo David Borrelli. E poi seguirà l'intervento di un nostro portavoce alla Camera, non so se lo conoscete, siamo voi, comunque proprio per questo stasera ve lo presento, nonostante diciamo i molti impegni romani, come ben sapete c'è la situazione di mafia capitale che sta degenerando, chissà che il comune di Roma ce lo diano a breve, e qui da noi stasera Alessandro Di Battista. Bene, poi durante gli interventi dei nostri relatori ci saranno delle domande dalla platea che verranno, diciamo, stilate su dei foglietti, passeranno delle persone con i foglietti in mano, ovviamente carta e penna, altrimenti non potete scrivere, e queste cose, queste domande noi le raccogliamo e poi a fine serata, alla fine delle due relazioni, risponderemo per quanto ci è possibile, quindi questo è un altro step, e alla fine, a chiusura della serata, dedicheremo qualche minuto alla presentazione di Bandiza, un docufilm di cui avete sentito probabilmente parlare e che qualcuno di voi avrà già visto, molto bello, diciamo un film documento che mette a nudo alcune verità scomode sul nostro territorio veneto. Bene, direi che possiamo già cominciare, do la parola a David Borrelli, che ci parlerà di alcuni aspetti del TTIP, che potrebbero riguardare la vita quotidiana di ognuno di noi, e non esattamente in senso positivo. Poi ci parlerà anche di ISDS, o ISDS in italiano, acronimo di Investor State Dispute Settlement. Bene, quindi do la parola subito a David Borrelli. Grazie. Allora, innanzitutto grazie mille, grazie di essere qua, voglio ringraziare tutti quelli che oggi sono intervenuti, nonostante la pioggia, siamo in tanti, vedo anche un sacco di persone in piedi, quindi grazie poi e soprattutto al meetup di Treviso. Ragazzi hanno organizzato tutto loro, quindi non è facile portare 500 e passa persone a Treviso in una sala, quindi veramente grazie e complimenti per l'organizzazione. Voglio ringraziare Alessandro perché, voglio dire, sapete quanto impegnati sono i nostri ragazzi a Roma, quindi non è stato facile organizzare tutto questo e far combaciare le agende mie con l'agenda sua. Poi, come sapete, noi facciamo un evento ogni 6 mesi, normalmente a novembre e a maggio. Quello di maggio non siamo riusciti perché era impossibile per me, era impossibile per Alessandro, l'abbiamo spostato a giugno perché effettivamente era difficile, quindi lo ringrazio anche personalmente per questa sua disponibilità. Noi oggi parliamo di un tema che è il TTIP. Io purtroppo normalmente non lo faccio mai, ma questa volta ho l'onere di dovervi dare un po' di numeri e un po' di dati. È bruttino perché normalmente sono cose abbastanza noiose e non è un caso che io parli per primo, perché siete tutti qua per Alessandro, quindi io vi annoierò e così voi aspettate, siete costretti a beccarvi i numeri perché poi tanto parla lui. E inizierò, sì lo so, un po' da bastardi, però devo farlo. Prendetela con filosofia perché uscirete da qui questa sera con tantissime informazioni in più, quindi insomma alla fine lo facciamo anche per voi. Inizierò brevemente spiegando che cos'è il TTIP,
lo so che ci sono tantissime persone tra voi che sanno che cos'è, ma io ho un consulente speciale. Quando faccio queste serate qui mi avvalgo di questa persona per capire un attimo, lei mi indirizza molto su quello che devo dire. E questa mattina ho chiamato questo mio consulente e gli ho detto: senti, questa sera ci devi assolutamente essere perché parliamo di TTIP. La reazione è stata: di che? Perché ho capito che probabilmente è meglio se perdiamo 5 minuti e spieghiamo che cos'è il TTIP, anche perché se non lo sa questo mio consulente vuol dire che tanta gente non lo sa, perché questo mio consulente è assolutamente preparato. Infatti io vi consiglio anche, se avete bisogno di rivolgersi a questa persona, è un po' in là con gli anni, è il classico italiano informatissimo, sta 20 ore al giorno davanti alla TV, sa tutto, non perde il telegiornale, è mia madre. Quindi se lei non sa quindi vi dirò che cos'è, vi dirò soprattutto come questo TTIP può impattare sulle aziende. Faremo un ragionamento insieme, faremo delle analisi. Sapete che il Veneto è terra di aziende, sono migliaia di nostre piccole e medie imprese, e quindi questo trattato può impattare in maniera pesante sulle imprese e quindi sulla nostra vita, sul nostro lavoro, su quello che tutti i giorni viviamo. E concluderemo poi con un accenno all'ISDS, che è, ahimè, qualcosa di legale, quindi cercherò di farvelo digerire in modo piuttosto semplice. Quindi partirei. Dunque, il TTIP è un accordo commerciale che mette in comunicazione, tra virgolette, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Un accordo commerciale perché, come voi sapete, quando noi vendiamo o compriamo merci da un altro paese, alla dogana, se non è all'interno dell'Unione Europea dove esiste la libera circolazione delle merci, c'è un dazio, c'è una tassa da pagare e c'è una regolamentazione. Le merci nel mondo vengono scambiate in maniera regolamentata. Quindi in questo momento si sta cercando di fare un trattato che in qualche maniera vada a regolamentare lo scambio di merci tra tutti e 28 paesi dell'Unione Europea, tra poco forse 27, vediamo la Grecia cosa fa, e gli Stati Uniti d'America. Che cosa serve fondamentalmente? A che cosa serve questo trattato? In teoria serve a rimuovere quello che vi ho detto prima, cioè i dazi doganali, quindi a fare in modo che le merci possano entrare senza una tassazione superiore, e poi soprattutto a stabilire delle norme in qualche maniera univoche, no? Comuni tra i due paesi. Quindi, come vedete anche dalla slide, regole per esempio sanitarie, regolamenti per esempio per quanto riguarda i codici della chimica e quant'altro, quindi livellare un po' quelle che sono le normative tra i due paesi. A questo serve un free trade agreement, a questo serve un accordo commerciale. Questi sono i due principali obiettivi di questo accordo. Questo cosa vuol dire? Che le merci americane potranno entrare nell'Unione Europea come se fossero prodotte e vendute da un paese dell'Unione Europea, quindi senza più dazi, senza maggiorazioni, e il uguale al contrario, quindi i nostri prodotti potranno andare negli Stati Uniti. Molti sostengono che questo trattato sia un'enorme opportunità per le piccole e medie imprese. Perché? Perché, come vi ho appena detto, i nostri prodotti potranno essere venduti negli Stati Uniti senza avere dazi, quindi senza avere un sovrapprezzo. Ma le cose secondo me stanno leggermente in maniera diversa e quindi qua inizia la parte un po' più pesante, vi devo dare qualche numero. Se andiamo avanti, questo è uno studio che è stato fatto dall'Istat, quindi qualcosa che è abbastanza di dominio pubblico, è stato fatto su un campione di 4.800 aziende. Come vedete sono stati fondamentalmente divisi in tre grandi gruppi le aziende, quelle che hanno un trend positivo, quindi una dinamica positiva, un altro trend sono quelle a dinamica negativa e le altre sono più o meno quelle invariate. Interessanti sono i primi due. Quello a dinamica attiva sono aziende che stanno bene, che negli ultimi 2 anni quindi hanno accresciuto il fatturato, non hanno avuto perdite, hanno magari anche assunto un po' di personale. Quelle invece a trend negativo vuol dire che in questi 2 anni hanno perso fatturato, hanno dovuto licenziare, hanno dovuto mettere le persone in cassa integrazione. Ecco,
Come vedete qui, purtroppo, il numero più elevato è proprio quello delle aziende in dinamica negativa, quindi in questo momento noi siamo in una situazione abbastanza complessa. Qui, quello che volevo farvi notare è che le aziende che esportano, quindi le aziende che in qualche maniera riescono a vendere il proprio prodotto al di fuori dei confini nazionali, sono principalmente aziende che vanno a dinamica positiva. Nella prima colonna, come vedete, la quota di export al 44,2 è un chiaro segnale che oggi sopravvive fondamentalmente chi riesce a vendere il proprio prodotto anche al di fuori dei confini nazionali, sia per quanto riguarda la dinamica positiva che la dinamica negativa, però quella dinamica positiva ovviamente in maniera più accentuata. Un altro dato abbastanza interessante è che quelle a dinamica negativa, e questa è la controprova di quello che vi ho appena detto, hanno dei numeri decisamente rilevanti per quanto riguarda il mercato vicino, addirittura all'interno della propria regione, cioè le aziende a dinamica negativa sono quelle che vendono solo nel mercato interno, cioè solo all'interno dell'Italia e soprattutto all'interno della propria regione, sono più che altro aziende di prossimità. Quindi questo è il trend che abbiamo in questo momento in Italia. Un altro dato abbastanza importante è chi esporta, quindi chi vende all'estero, dove vende. Questo dato è abbastanza interessante perché ci fa vedere che la maggior parte delle nostre aziende vende all'interno dell'Unione Europea, quindi vende all'interno dei 28 paesi dell'Unione Europea, soprattutto quella dinamica positiva, quindi le aziende che in questo momento stanno un pochino meglio, vendono per il 91,3% in Europa e solo in una percentuale molto ridotta al di fuori dell'Unione Europea. Un altro dato abbastanza interessante è dove vogliamo andare, perché questa è la situazione a oggi. Però dobbiamo capire anche qual è il trend. Il trend è quello che vedete qua, da nessuna parte. Nel senso che queste aziende che hanno questo trend non hanno in previsione di vendere il loro prodotto al di fuori dei propri confini o in mercati diversi da quelli che attualmente hanno, perché il 61 per quelli che sono a dinamica positiva e addirittura il 64,4 per quelli che sono a dinamica negativa, hanno deciso di non implementare nuovi mercati. Un altro dato abbastanza interessante, soprattutto in chiave di analisi con gli Stati Uniti d'America, è che le nostre aziende tendenzialmente agiscono da sole. Non è un dato di poco conto, perché altri paesi, soprattutto gli Stati Uniti, hanno invece alle spalle associazioni e strutture che aiutano le imprese a aggredire mercati nuovi. Questa situazione in Italia non c'è. Le associazioni di categoria in Italia non funzionano, gli strumenti che il governo ha creato per esportare i prodotti, penso a l'ICE per dirne una, spesso non funzionano e quindi le nostre aziende sono aziende fai da te. Le esportazioni, tra virgolette, ricadono tutte sulle loro spalle, sulla loro capacità quindi di promuovere il loro prodotto al di fuori dei confini, la loro capacità di trovare forze commerciali che vadano al di fuori del paese e tutti i costi e gli oneri ricadono quindi sulle aziende. Okay? Non c'è nessuna struttura né pubblica né associativa che in qualche modo possa aiutarle. Questo è un dato abbastanza rilevante perché stiamo parlando di 8 aziende su 10 sanno che possono contare solo sulle loro forze. Un altro dato importante, un altro dato abbastanza interessante è quello che vedete alle mie spalle, cioè, come ho detto, la nostra è una realtà di piccole e medie imprese. Sono aziende normalmente sotto i 10 dipendenti, sono aziende che fanno normalmente un mercato di nicchia, sono aziende normalmente che hanno un'attività di tipo familiare o poco più, e queste aziende, se vedete, sono quelle che quando esportano in un mercato molto di prossimità, quindi vanno a esportare in paesi molto vicini. E la loro priorità, stiamo parlando di quasi il 64% di queste aziende, la loro priorità è quella di tutelare le quote di mercato, cioè mantenere quello che già hanno, non sicuramente sviluppare un altro mercato. Vi faccio i complimenti perché mi vedo attenti. Quindi
Questa è la realtà. Loro non hanno nessuna intenzione di aggredire un mercato statunitense, hanno il loro, sopravvivono, anzi hanno difficoltà a mantenere quello che hanno e quindi tutti gli sforzi sono concentrati su questo. Quindi è chiaro che quando si dice che il TTIP è qualcosa che impatterà positivamente sulle nostre aziende, se i dati sono quelli che vi ho mostrato, è qualcosa di assolutamente falso, perché le nostre aziende in questo momento non hanno la forza e non hanno la struttura per andare negli Stati Uniti. E c'è una cosa che io ho trovato, perché sono tendenzialmente curioso, ed essendo nella commissione proprio commercio internazionale, sono andato a vedere i miei cugini americani qualche documento che hanno messo nella loro commissione equivalente. Quindi questo è un documento che, se vedete in basso, è la commissione US, quindi United States del commercio internazionale. C'è questo grafico, se vedete dice praticamente quali sono le problematiche principali che le piccole e medie imprese hanno. Nella prima riga, no, se vedete la riga, quella con il blu più scuro, sono le piccole e medie imprese, quelle con il colore più chiaro sono le imprese di grandi dimensioni. Ora, se andiamo a vedere, il problema principale delle piccole e medie imprese, questo per gli americani, è l'accesso al credito. È un po' come da noi. Quindi è chiaro anche a loro che il problema principale delle piccole e medie imprese è quello. Guardate invece la linea azzurra chiara dove è collocata per le grandi imprese, sotto a metà, dove c'è scritto Foreign Regulation. Cioè i regolamenti internazionali sono un problema enorme per le grandi imprese, non per le piccole e medie imprese, anche in America. Con la differenza che loro sono molto più strutturati di noi, hanno un aiuto di Stato molto più forte, hanno alle spalle delle associazioni molto più feroci dal punto di vista del commercio internazionale, quindi sono pronte ad aggredire nuovi mercati. Quello quindi che potrebbe succedere da questi dati è che noi apriamo la possibilità ai prodotti americani di venire in Italia, quindi alle aziende americane di venire in Europa. Loro sono pronte, tra virgolette, domani mattina, invadono con i loro prodotti il nostro mercato e fanno perdere ovviamente a noi il mercato interno. Quindi le nostre aziende, le aziende italiane che oggi vendono in Germania, in Svezia, in Francia, cominceranno a vendere meno perché questi prodotti arriveranno dagli Stati Uniti. Quindi noi, visto che noi appunto il mercato prevalente è quello all'interno dell'Unione Europea, quindi le nostre aziende esportano là, si vedranno invadere questo mercato dagli Stati Uniti. E nello stesso tempo non avremmo la forza di contrattaccare andando a vendere i nostri prodotti lì. Nella migliore delle ipotesi, anche volendo strutturarsi, probabilmente ci metteremo 3 o 4 anni prima che una nostra piccola media impresa abbia la forza necessaria per andare a vendere i propri prodotti negli Stati Uniti. Questo nella migliore delle ipotesi. Però voi immaginate per un'azienda oggi, magari un'azienda del nostro territorio, quindi quella realtà che voi conoscete meglio di tutte, che perde magari un 40%, perché di questo stiamo più o meno parlando, un 40% del mercato interno dell'Unione Europea, quindi il suo fatturato cala bruscamente di un 40% perché arrivano prodotti americani a buon mercato e nello stesso tempo non riesce a recuperare questo fatturato verso gli Stati Uniti. Vuol dire che per 3-4 anni questa situazione, se dovesse perdurare, l'azienda in 3-4 anni chiude. Questo è il rischio reale, dati alla mano, di quello che potrebbe succedere se oggi girassimo la chiave e attivassimo il TTIP. E vi posso garantire che questa domanda l'ho posta a parecchie persone molto più competenti di me in questa materia e nessuno mi ha potuto scongiurare che questo possa avvenire. La miglior risposta che ho avuto è stata: beh, ma nel frattempo ci organizzeremo. Conoscendo i tempi italiani sono decisamente preoccupato, decisamente. Ora, finita questa parte, insomma, non vorrei farvi addormentare, c'è la parte degli SDS. Di cosa stiamo parlando? Questa è una cosa principalmente di tipo legale. È una clausola che assicura di fatto alle multinazionali
il diritto di agire legalmente verso lo Stato che in qualche maniera gli crea un danno. Ora, nella ratio, no? Nella logica dell'ISDS, che cosa si vuole ottenere? Fondamentalmente si vuole tutelare l'investitore. Facciamo un esempio banale. Decidiamo oggi di investire dei capitali e quindi di aprire un'azienda in un paese come, non so, qualsiasi, il Vietnam, per dirne uno, qualsiasi. Facciamo questo tipo di investimento, è chiaro che l'imprenditore che investe 5, 6, 10 milioni di euro in questo paese vuole vedere il proprio capitale tutelato e quindi chiede che nel momento in cui lo Stato che ospita questa sua azienda, questo suo investimento, commette qualcosa che non gli piace, poter, tra virgolette, rivolgersi a un tribunale. Ok? Questo è il senso e la logica dell'ISDS. Ma andiamo a vedere questo strumento applicato al TTIP cosa potrebbe portare. Perché quello che potrebbe portare è questo, e cioè che una multinazionale può far causa allo Stato italiano, all'Unione Europea, se a suo avviso lo Stato dell'Unione Europea ha creato un danno. Vi faccio degli esempi. La Philip Morris ha citato in giudizio con le clausole ISDS l'Australia. L'Australia, per diminuire il consumo di tabacco nel proprio paese, ha deciso di cambiare quella che è l'involucro del pacchetto di sigarette, la grafica, rendendolo di fatto neutro. Questa cosa ha fatto sì che effettivamente ci fosse un calo nel consumo di sigarette e di tabacco. La Philip Morris, con una clausola dell'ISDS che è stata inserita in un trattato tra l'Australia e Hong Kong, perché esiste questo trattato tra Hong Kong e l'Australia, la Philip Morris è una multinazionale, quindi ci mette 10 secondi a spostare la sua sede legale dagli Stati Uniti a Hong Kong, perché lo può fare, quindi essendo un'azienda di Hong Kong può utilizzare gli SDS, ha fatto causa all'Australia e probabilmente la vincerà. E l'Australia dovrà pagare miliardi di dollari, in questo caso, alla Philip Morris solo perché ha deciso di cambiare l'involucro del pacchetto di sigarette a tutela della salute dei propri cittadini. In Ecuador il governo ha deciso di sospendere le trivellazioni di un'azienda multinazionale di petrolio, di vendita di petrolio, che è l'Occidental Oil. Ha deciso di sospenderlo per questioni ambientali. Questa azienda ha fatto causa per 3 miliardi di dollari, al paese Ecuador. E da quello che sappiamo, perché poi un'altra cosa che vi do successivamente, da quello che sappiamo, una parte di questi soldi sono già stati versati dallo Stato dell'Ecuador alla multinazionale. Ora, come funziona brevemente, perché la cosa è veramente complessa? Gli Stati membri che decidono di istituire l'ISDS fondamentalmente cosa fanno? Vanno a creare un ente esterno, normalmente solo degli avvocati, che hanno poi il potere di decisione in caso ci sia uno scontro. Quindi nel caso ci sia una diatriba, sono queste persone esterne che decidono a chi dare ragione. Ma sono degli avvocati, sono delle persone, degli esperti che molto spesso sono controllate dalle stesse multinazionali. Non esiste un tribunale mondiale di questo, non esiste un ente che possa in una maniera assolutamente neutrale decidere. Viene di fatto ogni volta costituito questo gruppo di persone considerate esperte che poi possono decidere da una parte o dall'altra. Normalmente è una cosa fatta a 3, quindi una persona è scelta dallo Stato membro, una persona è scelta dalla multinazionale, il terzo teoricamente è scelto fondamentalmente per una serie di passaggi dalla Banca Mondiale, il cui presidente è scelto dagli Stati Uniti d'America. Quindi voi capite che inserire una clausola di SDS all'interno del TTIP, di questo trattato tra Unione Europea e Stati Uniti d'America, vuol dire che probabilmente 2 su 3 di chi poi dovrà decidere sono scelti
dalla multinazionale negli Stati Uniti d'America. Quindi è molto facile poi che queste cause possano essere perse. Una cosa che vi accennavo appunto prima che vi avrei svelato è che normalmente queste cause sono segretate, quindi i cittadini non hanno la possibilità di sapere perché è stato citato in giudizio il proprio Stato e non sanno nemmeno, non hanno accesso nemmeno agli atti processuali. Quindi tutto viene fatto in maniera assolutamente segretata. Un altro, come vi dicevo appunto, la possibilità che lo Stato membro possa perdere è decisamente elevata, tanto è vero che molte volte, perché molti vi diranno sì, ma l'ISDS tutto sommato poi non è così utilizzato. Se andiamo a vedere non ci sono poi tutte queste cause. Ma il motivo è quello che è scritto qua, cioè c'è talmente tanta paura da parte di uno Stato di perdere la causa che molte volte non si fa nemmeno la legge a tutela. È come se l'Ecuador, una volta capito che le trivellazioni effettivamente creavano un danno ambientale nel proprio territorio, sapendo che la multinazionale poteva far causa e poteva vincere, non le sospende nemmeno, le lascia andare avanti. Quindi non è che non ci sia la volontà di agire con l'ISDS, ma è lo Stato membro che addirittura si blocca facendo un regulatory freeze. Cioè non va a legiferare contro perché sa che poi perderebbe la causa. Ora, giusto per darvi gli ultimi due dati e poi giuro ho finito, esiste, chiaramente la clausola ISDS è fortemente voluta dagli Stati Uniti, ma anche dalla Commissione europea. E a oggi esistono 3.000 miliardi di euro di investimento americani su suolo dell'Unione Europea che non hanno nessuna clausola ISDS, quindi è possibile investire nel nostro continente senza ricorrere a questo tipo di clausola. Solo l'8% di questi investimenti sono protetti dall'ISDS e a oggi, se attivassimo l'ISDS oggi all'interno dell'Unione Europea con gli Stati Uniti, ci sarebbero 47.000 imprese che potrebbero far causa al nostro Stato. Questa è la situazione se la clausola ISDS fosse attivata. Allo stato attuale, la somma di richieste di compensazione fatte dalle multinazionali all'interno dell'Unione Europea è più o meno di 30 miliardi di euro, con 3 che sono già stati pagati. Perché? Perché noi stiamo parlando di un trattato che coinvolge l'intera Unione Europea e gli Stati Uniti, ma esistono come singoli paesi dei trattati tra singolo paese e Stati Uniti. Esistono già come singolo paese. E questi trattati hanno già portato a 30 miliardi di cause con 3 miliardi già pagati. Io avrei terminato. Vi ringrazio per l'attenzione. Siete rimasti attenti e svegli, quindi complimenti. Voglio ringraziare ancora il gruppo di Treviso per aver organizzato tutto questo. Vi do un paio di dati, giusto perché ho fatto parte di questo gruppo dal 2005 a oggi, anche se ultimamente sono più a Bruxelles che a Treviso, ma per organizzare una serata come questa normalmente c'è un lavoro di circa 30-40 persone che distribuiscono qualcosa come 40-50 mila volantini, vanno ad appendere manifesti in giro, mandano decine e decine di mail, quindi un lavoro enorme che dura da un mese e che è totalmente autofinanziato da questi ragazzi. Fanno la colletta per affittare la sala, per affittare la strumentazione, per pagarsi la stampa dei volantini, fanno tutto questo perché credono in quello che fanno, lo fanno senza secondi fini, mettono le loro risorse economiche a disposizione per dare ai cittadini la possibilità di informarsi. Quindi se qualcuno di voi vuole aiutare loro, non me, ma loro, uscendo può regalare qualche euro, siamo talmente tanti questa sera che con qualche euro a testa riuscirebbero a coprire completamente le spese e quindi a organizzare a novembre
un altro evento come questo. Grazie per la pazienza. Adesso, visto che sono stati svegli attenti, la sorpresa la merito. Sì, certamente. Grazie per il tuo intervento, David. Abbiamo un'idea un po' più chiara su cosa sia il TTIP, mi sembra di vedere anche dalle vostre facce. Vi ricordo appunto che verso la fine della serata daremo spazio ai vostri dubbi, alle vostre domande. Gireranno delle persone con dei foglietti già da ora, fra poco, e dei foglietti su cui potete scrivere il vostro dubbio, la vostra domanda, poi noi le raccogliamo qui e a fine relazione di Alessandro le valuteremo, daremo le risposte possibili nel tempo che c'è possibile, perché abbiamo anche una scaletta. Abbiamo dei tempi un po' ristretti e quindi scrivete le vostre domande che noi le raccogliamo e poi i nostri due relatori risponderanno. Bene, diciamo che ha già detto David quanto basta per darci il vostro contributo, il vostro piccolo aiuto, non serve ripetere, e passiamo la parola a Alessandro. Io direi che nonostante la serata informativa sia incentrata su TTIP, non possiamo rinunciare all'opportunità di avere qui Alessandro, che insomma viene da Roma. Abbiamo un problema di mafia capitale, una Roma, un comune che sta per crollare, quindi penso che Alessandro abbia più di qualcosa da dire, più di qualche buona notizia, spero, soprattutto per noi, da darci. Non indugio oltre, do la parola. Prego Alessandro. Buonasera a tutti. Mi sentite? Buonasera a tutti. E anch'io faccio i complimenti al gruppo qui di Treviso, complimenti per portare oltre 600 persone a parlare di tematiche anche così complesse. Vi fa onore, grazie a David per l'invito. Io qualche anno fa, quando la mia qualità di vita era più alta rispetto a quella di adesso, per la quale sono costretto a vedere spesso quando viene da Sant'Anché, lavoravo in Guatemala, facevo il cooperante, lavoravo in Petén, al confine col Chiapas, nel nord del Guatemala. E lavoravo come insegnante in alcune comunità indigene, ero proprio squattrinato. E ero molto contento, perché mi alzavo la mattina con le scimmie urlatrici che mi svegliavano, magari avevo molta fame, avevo perso molti chili, perché si mangiava in questa comunità soltanto tortillas, quindi mais, magari con del chile, del peperoncino, perché era una comunità povera che però sta ogni giorno meglio, perché si stanno organizzando in maniera molto interessante. E per la prima volta lì ho sentito parlare di un trattato di libero commercio, il TLC, il trattato di libero commercio tra gli Stati Uniti d'America e i paesi del Centro America. E ho visto gli effetti con i miei occhi. Ricordo che Don Lorenzo Milani diceva: non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. E che cosa ho visto? Ho visto derrate di mais transgenico prodotto nel Midwest, negli Stati Uniti d'America, soprattutto da imprese come la Carci, la Monsanto, che invadevano i mercati del Centro America. Considerate che secondo la mitologia maya l'uomo discende dal mais, cioè la divinità prima ha creato la masorca, la pannocchia, e da questa pannocchia poi è stato creato l'uomo. Immaginate com'è sacro il mais da quelle parti. È sacro perché poi la pianta che dà 3 raccolti all'anno, che cresce da 0 fino a 3.000 metri, ha sfamato milioni e milioni di generazioni centroamericane. Che cosa è successo? Che queste derrate di mais transgenico hanno costretto i contadini ad abbassare i prezzi, perché arrivava il mais a prezzo bassissimo, anche perché, lo diceva prima David, negli Stati Uniti d'America, nonostante abbiano il debito pubblico più alto del mondo, stampano moneta e soprattutto sono sostanzialmente i proprietari del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale, quindi nessuno, come invece succede a noi, gli chiede il pagamento del debito, degli interessi sul debito, anche perché stampano la loro moneta. Non ci dimentichiamo mai che noi non siamo proprietari di una banca o di una nostra moneta. E così facendo il prezzo molto basso del mais ha costretto i contadini ad abbassare il prezzo loro, cioè loro guadagnano molto poco.
non riuscendo a campare sono finiti a vendere le terre, magari a svenderle, alle stesse multinazionali, mais, Monsanto e Cargill, che le hanno acquistate appunto in Centro America, iniziando a produrre mais transgenico, e tra l'altro non sta scritto da nessuna parte che faccia bene, anzi molti studi riconoscono il fatto che il transgenico possa far male alla nostra salute. Se il Padre Eterno ha creato determinate cose, per chi ci crede, comunque la natura, io penso sempre che evidentemente c'erano delle ragioni. Questo avverrebbe anche da noi. Il fatto che oggi 600 persone stiano ascoltando e poi dibattendo su tematiche totalmente ignorate dall'opinione pubblica, o meglio dai mezzi di informazione, totalmente ignorate anche dal Parlamento della Repubblica Italiana, non si parla di questa roba. Noi abbiamo presentato una mozione per interrompere il TTIP, prima firma Gallinella, che è il mio collega umbro della Commissione Cultura, tra l'altro ex campione regionale di lotta greco-romana, perché noi non ci facciamo mancare niente in Parlamento, posso dire anche quello. E non è uno scherzo. Ogni volta che facciamo delle azioni lui si mette lì davanti e tozzo, tragagnotto si dice a Roma, nessuno lo smuove. Però sostanzialmente non si parla di queste tematiche. Oggi 600 persone stanno cospirando, siamo dei cospiratori. Cospirare viene dal latino cum spirare, cioè respirare insieme. Ed è un miracolo quello che sta succedendo. Lo stiamo facendo con dei portavoce in Parlamento, lo stiamo facendo con un portavoce del vostro territorio a Bruxelles, che è stato eletto in un movimento che rifiuta totalmente i soldi, e quindi ha questa libertà di poter affrontare determinate tematiche e andare anche contro colossi giganteschi, perché nessuno di questi colossi giganteschi ci ha finanziato la campagna elettorale. È questo il miracolo del Movimento 5 Stelle. Gruppi di cittadini, magari comunità indigene in Guatemala, stanno facendo quel che facciamo noi oggi, stanno informando e stanno organizzando delle lotte importanti contro i trattati di libero commercio. Noi non è che, ripeto, non ce l'abbiamo mica gli Stati Uniti d'America, in un paese come gli USA uno come De Luca non si sarebbe mai potuto candidare, per cui abbiamo molto da imparare anche dagli Stati Uniti d'America, però prima di essere filo-russi o filo-americani, noi siamo filo-italiani. E se abbiamo un tessuto costruito da piccole e medie imprese, anche dalla microagricoltura, e se pensiamo anche che il futuro possa essere l'agricoltura sostenibile qui in Italia, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, evidentemente dei trattati che potrebbero farci entrare in casa dei prodotti agroalimentari che vengono da territori come gli Stati Uniti d'America, dove i controlli sono molto più bassi di quelli in Europa, dove l'obesità è una delle principali cause di morte del paese anche per quello che si mangia, perché mangiano merda. Le malattie cardiovascolari sono altissime sempre perché mangiano quello che mangiano. Evidentemente perdiamo noi, ma perdiamo noi perché ci sono appunto colossi che finanziano, che corrompono in qualche modo classi dirigenti e politici. Nel momento in cui Renzi ci dice non firmare il TTIP entro l'anno sarebbe un autogol, già è un assioma che quindi non va firmato. Io lo dico sempre, ci sono delle cose da capire facili. Se il nuovo centrodestra vota la legge anticorruzione, è evidente che noi non la dobbiamo votare, possiamo anche non leggere. Se la vota il nuovo centrodestra non serve. Ci sono delle cose facili, non serve neanche andare in profondità, perché poi vi voglio raccontare pure, perché nei prossimi giorni saranno delle giornate interessanti su Castiglione e il Cara di Mineo, questo centro accoglienza richiedenti asilo. Oggi l'immigrazione è diventata, l'inchiesta di Mafia Capitale lo dimostra, una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Dato che i cittadini ai partiti non gli danno più una lira, loro trovano nuovi business. Uno di questi è l'immigrazione. E il nuovo centrodestra ci sta mischiato con tutte le scarpe, un partito che ormai definisco i nuovi carcerati a destra. Il 38% dei parlamentari del nuovo centrodestra sono indagati, il doppio della percentuale di Scampia a Napoli. Voi direte che non è vero. Ormai ci sono più indagati e condannati che elettori. E in questo, una parentesi, Berlusconi, che è un genio del male, è veramente un genio del male, per restare del male è un genio. So se vedete, ci sono quelle aziende che creano la Bad Company, dove c'è qualcuno, c'è uno scarico, c'è la Bad Company delle aziende. Alcune aziende creano l'azienda satellite e gli mettono tutti i debiti.
Berlusconi ha creato lui il nuovo centrodestra, la Bad Company gli ha mandato tutti i criminali. Io vado dall'Annunziata dopodomani e dirò esattamente questa frase. Pronto a querele. Tutti i criminali li ha mandati nel nuovo centrodestra. Incredibile, però queste sono operazioni studiate a tavolino. Qualcuno se l'è tenuto, per carità. E, in sostanza è sempre una questione legata ai soldi, essenzialmente, alla logica del profitto ad ogni costo. E quindi questi politicanti, proprio perché sono stati messi lì essenzialmente da lobby o dalla Commissione europea, non si rendono neanche conto di quel che è bene collettivo e della realtà che vive al di fuori di Montecitorio. Io giro molto l'Italia, uno perché mi piace, due perché uscire da quel palazzo mi permette sempre di capire quella che è la realtà. Alcune persone lì dentro non si rendono conto di quella che è la realtà, sono così immischiati in un determinato sistema da pensare che la normalità sia normale. Io faccio spesso degli esempi che poi sono tutte cose reali, fanno ridere, però sono cose reali. 1 anno e mezzo fa mi capitò di parlare, era uno degli ennesimi periodi di scandalo di tessere false del Partito Democratico, no? Che fanno le tessere false. E c'era su un divanetto del Transatlantico, questo bellissimo corridoio dal quale si accede alla Camera dei Deputati, che è pieno di piante di ficus e divanetti, io sostengo che siano in pelle umana. C'era seduto Cooperlo del Partito Democratico. Io, per fargli una battuta, gli dissi: Cooperlo, la storia delle tessere false avete tesserato pure mio nonno, che è morto nell'86. E lui mi ha dato una risposta straordinaria, mi ha detto: veramente? E io gli ho detto: no, Cooperlo, era uno scherzo. Il fatto che lui l'avesse preso come cosa plausibile, ci rendiamo conto il livello della Repubblica Italiana o del Parlamento. La Repubblica è un Parlamento che spende 1 milione di euro in un giorno per 4 ore per discutere l'istituzione di una legge sulla giornata della memoria degli immigrati, neanche per risolvere il problema, ma per istituire una giornata della memoria. 1 milione di euro ci è costata l'ipocrisia poderiana. E non analizza il problema di un trattato che ci può fottere da qui al prossimo secolo. E lo fanno in silenzio, perché poi in questo sono meravigliosi. Allora che cos'è la democrazia? No? Cioè, dobbiamo chiedere tutti noi. No, perché se la democrazia significa una volta ogni 5 anni mettere una X, neanche più scrivere un nome, ma su un simbolo, spesso un simbolo che si è associato a qualcun altro, no? Poi litigano, fanno finta di litigare, però si associano nel momento del bisogno, e così sarà con l'Italicum. Ricordate che la Lega, sono volati gli stracci con Nuovo Centrodestra, con Alfano, con Forza Italia. Alle prossime elezioni ci sarà un unico simbolo con tutti i loro dentro. Se questa è la democrazia, io allora sono totalmente antidemocratico. Se c'è qualcuno che ha registrato questa frase, solo questa su Repubblica: sono antidemocratico. Per me la democrazia è altro, la stiamo costruendo giorno dopo giorno. Ripeto, è un miracolo così tante persone. Qua non stiamo in campagna elettorale, stiamo facendo, quello diceva Davide, un tentativo di informazione alternativa, di controinformazione, perché queste cose vengono totalmente, appunto, negate. E dato che già ci siamo passati in un periodo di promesse, se vi ricordate, Prodi disse: entriamo nell'euro, ci saranno più posti di lavoro e più opportunità per tutti. Sono le stesse identiche frasi che ci dicono oggi rispetto al trattato transatlantico di libero commercio, e di questo si tratta. Entriamo, ci saranno più opportunità per tutti, ma non è così. Ci sono chiaramente dei colossi, come diceva David, che possono aggredire determinati mercati, e piccole imprese che sono il nostro tessuto economico. È per quello che i quattrini che ci tagliamo del nostro stipendio li diamo da un fondo che sostiene la piccola e media impresa. E oggi vi do un dato: che 1740 domande sono state accettate dalle banche. Purtroppo c'è il sistema bancario come intermediario, ma questo purtroppo è la legge dello Stato. Il fondo è stato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, però 1740, sì, imprese hanno fatto domanda per ricevere fondi dai nostri stipendi. Sostenuti e creati dal taglio degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. E io, quando
faccio il click e restituisco centinaia di migliaia di euro, prima litigo con mia madre che mi dice non farlo, poi quando mi convinco a farlo penso sempre a quella comunità indigena dove ho vissuto tanto tempo e dove tornerò a vivere, perché poi il Movimento 5 Stelle è questo un passaggio di testimone. Oggi c'è qualcuno, e magari in questa sala sicuramente ci sarà qualche futuro parlamentare della Repubblica, o senatore, o ministro, o sottosegretario alle prossime elezioni, qualcuno di voi entrerà in Parlamento, questo è certo. Qualcuno di può pensare, ma che io? Sì, è capitato a Davide, è capitato a me, è capitato a tanti altri. Questo è il movimento. Quando io ritornerò, perché tornerò, ecco, non dimenticherò neanche l'esperienza parlamentare, cioè il combattere soprattutto contro la mala informazione, un'informazione proprio di regime che non parla forse Report ne potrà parlare. Approfondire queste tematiche, riuscire a iniziare a farle nostre, a trovare anche delle chiavi comunicative per comunicarle, perché sennò è anche difficile, sono numeri arbitrati, è complesso, è necessario una forma di resistenza. Come andare a votare una forma di resistenza, o non votare delinquenti una forma di resistenza, o riunirci appunto in 600 in una sala a Treviso, non in campagna elettorale, una forma di resistenza. Tutto questo lo stiamo facendo. Tante battaglie c'è il rischio che si possano perdere, ma oggi c'è obiettivamente una novità, cioè dei parlamentari in Europa che lavorano su questo, la possibilità con la rete di fare davvero controinformazioni. Ognuno condividendo un video può riuscire ad arrivare a determinate persone, può far capire determinate tematiche, può far capire che non è tollerabile per la democrazia che un'impresa come la Philip Morris possa andare contro il volere popolare, cioè il popolo australiano vota appunto un governo che decide di lavorare contro il fumo perché ritiene, conti alla mano, che il fumo non soltanto provochi morte, ma magari giustamente anche complichi le spese del sistema sanitario nazionale, per cui c'è da ridurre le spese. Il modo migliore non è fare tagli verticali, ma provare in tutti i modi a ridurre i malati. E c'è qualcuno che si mette contro. Questo può succedere domani rispetto a noi che decidiamo di non acquistare, perché, o meglio, lo Stato che cerca di fare una manovra protettiva a sostegno appunto dei cittadini rispetto a un prodotto agroalimentare che arriva dagli Stati Uniti d'America. Guardate che nessuno ha le potenzialità enogastronomiche che abbiamo noi. Io giro tutta l'Italia e noto una potenzialità da questo punto di vista incredibile. Cioè il nostro petrolio è quello. Possiamo pensare di uscire fuori dalla crisi ancora producendo acciaio o petrolio, trivellando le coste del Salento. Io sono stato qualche giorno fa in Andalusia, era la regione più povera di Spagna, un tempo, insieme all'Extremadura, è ricchissima oggi. E hanno investito tutto sul turismo e l'enogastronomia. Io ho fatto i conti alla mano di quello che ho speso io qualche giorno in Andalusia, l'80% di quel che ho speso l'ho speso per mangiare. Prodotti eccezionali, ma anche noi abbiamo prodotti eccezionali, forse migliori per tanti punti di vista. Invece questo non avviene, cioè quello è il nostro petrolio. Per riuscire a sfruttarli c'è bisogno di andare contro determinati colossi e lo si può fare soltanto se si hanno le mani libere. Falcone diceva: seguite i soldi e troverete la mafia. Perché di quello si tratta. Nel momento in cui tu non hai un padrone sei libero, magari anche di sbagliare, però sei libero. Quello che io noto, e concludo parlando anche di mafia capitale, dando di questo accenno, io sono convinto che il comune possa cadere, e se non lo fanno cadere immediatamente, se non ci provano a non farci andare al voto immediatamente, perché temono che il Movimento 5 Stelle possa arrivare al ballottaggio. Gli ultimi risultati ci dimostrano che ogni qualvolta il Movimento 5 Stelle va al ballottaggio poi vince. Mafia capitale ci dimostra che esistono delle nuove organizzazioni criminali autoctone, la quinta mafia dello Stato, la mafia capitale, dopo Camorra, Mafia, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unite, e come Cosa Nostra ha avuto delle relazioni strettissime con Berlusconi, e non soltanto con lui. Mafia capitale ha delle relazioni strettissime col Partito Democratico. Io sono giorni e giorni che aspetto una querela, perché dico che il Partito Democratico è il punto di riferimento del malaffare, è diventato questo, e nessuno mi querela. Io vorrei una querela, ma nessuno mi querela perché sto dicendo la verità. Questo è successo a Roma, ovviamente è successo perché il cittadino ha smesso di alzare la testa, di aprire gli occhi, di interessarsi di politica, ha semplicemente delegato. Vediamo quello che fanno questi rappresentanti: prima dare mano a un indagato per mafia e poi a quest'altri delinquenti. E quello che succede quando smettiamo quando deleghiamo e basta. Il progetto del movimento è un altro. E ripeto, noi oggi stiamo facendo, e concludo, controinformazione.
non chiediamo i voti a nessuno, chiediamo se qualcuno vuole un sostegno per finanziare queste attività di controinformazione, e stiamo provando a portare avanti appunto l'idea che si sta concretizzando del cittadino che si fa Stato. 5 sindaci, decine di consiglieri comunali e decine di consiglieri regionali in tutta Italia, vedo anche Jacopo Berti, che entrano dentro nelle istituzioni, mai avremmo pensato, mai che senza soldi saremmo entrati nelle istituzioni e fanno opposizione. In alcuni luoghi d'Italia governano, e dove governano hanno le mani libere, perché nessuno gli dà i quattrini per la loro campagna elettorale. Questa è la più bella rivoluzione, ed è evidente che se il Movimento 5 Stelle fosse al governo avrebbe la potenza e la forza per ostacolare dei trattati che, ripeto, impoveriscono delle persone. Io vi vorrei far vedere, far parlare con questi contadini guatemaltechi, farvi vedere le loro mani e i loro ricordi, come loro poi hanno migliorato il mais nel corso del tempo, no? Perché poi esiste anche dei tempi naturali per migliorare, non esiste solamente il transgenico, fanno delle cose meravigliose, il colore del mais che hanno loro, le banche dei semi che hanno messo in piedi, no? Perché c'è un sistema che crea banche finanziarie, altri che fanno le banche dei semi, perché forse il futuro sono anche spessissimi semi. Se invece li facciamo morire, pensate che il transgenico, alcuni multinazionali producono dei semi sterili, li fanno in laboratorio sterili, così li danno, li vendono. Questi semi sterili possono essere coltivati solo se assieme a questi semi tu compri dei pacchetti di pesticidi, di sostanze chimiche che producono il cancro, senza le quali questo mais non riuscirebbe a crescere. Poi quando cresce magari le pannocchie sono il doppio delle pannocchie, diciamo, naturali. Però poi sei costretto tutta la vita a rimanere schiavo e comprare quegli stessi prodotti dalle stesse multinazionali che prima o poi ti strozzano e ti comprano la terra, e tu diventi schiavo lavoratore nella terra dove prima eri il padrone. È quello che avverrebbe con le piccole e medie imprese qui in Italia, con i lavoratori. Davvero concludo dicendovi che ritengo che ci sia un disegno complessivo delle grandi corporation, soprattutto nordamericane, per distruggere un mercato europeo da sempre poi legato al Nord Africa. Gheddafi era assolutamente un dittatore, ma è compito dei popoli sovrani destituire i dittatori, non delle bombe straniere. Una volta che la Libia è finita in quel caos, i francesi sono beccati il petrolio, noi ci siamo beccati i barconi, distruggendo quel mercato che da sempre è stato privilegiato. La stessa cosa che stanno facendo la Russia. Putin non è un santo, ma neanche è facile non reagire quando la NATO ti arriva a casa tua, perché di questo si tratta. Hanno portato quella crisi ucraina, dove ci sono invischiati gruppi neonazisti, tra l'altro, che hanno fatto il colpo di Stato, la NATO, al confine con la Russia. Distruggere quest'altro mercato che per noi è stato privilegiato, sia per l'enogastronomia, l'agroalimentare. Noi esportiamo e vendiamo tanto ai russi, il vino, ma tante altre cose, poi questa è anche terra di vino, e sia per quanto riguarda poi l'energia, perché non siamo produttori di energia, di gas. Distruggere quel mercato, distruggere il nostro, diciamo, la sponda del Mediterraneo, e obbligarci sempre di più a guardare appunto ad Occidente, agli Stati Uniti d'America, a quel modello che per qualcuno può essere vincente. Io ricordo i dati di disoccupazione altissima, o la carenza di alcuni diritti dei lavoratori che invece sono in Europa, e anche la bassa qualità di vita che si vive in moltissime parti degli Stati Uniti d'America. E se ci pensate, il Jobs Act, con alcune norme che hanno creato un vero e proprio grande fratello, possono creare un grande fratello nelle aziende, come se fossimo appunto schiavi moderni nel 2015, servono a preparare il terreno, così come la crisi russa, così come le crisi nel Mediterraneo, foraggiate, oppure gruppi oggi terroristici, ma prima giudicati dagli Stati Uniti d'America gruppi di ribelli da sostenere, che poi li si sono rivoltati contro. Il tutto appunto per indurci a vedere esclusivamente sugli Stati Uniti d'America, e negli Stati Uniti d'America, il nostro mercato privilegiato e quel modello. E ricordate quella frase che vi ho detto prima: non si possono fare parti uguali fra diseguali. E ricordate il fatto che noi oggi non abbiamo una nostra moneta con la quale competere, con la quale fare politiche fiscali, monetarie, valutarie, cose che gli Stati Uniti d'America possono fare, e soprattutto noi siamo costretti, e gli Stati Uniti no, a pagare gli interessi sul debito, proprio perché non abbiamo quel potere contrattuale che invece gli USA hanno rispetto al Banco Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, come diceva prima David, i cui pezzi grossi sono messi lì dal governo, ma soprattutto dalle lobby degli Stati Uniti d'America, una delle tante, la Lockheed Martin, quella che produce il F-35. Questo è il quadro complessivo.
Di questo nel Parlamento non si può parlare, quando proviamo a parlarne la potremo di censura, lo dico lo stesso. Di questo ne possiamo parlare noi, possiamo diffondere queste informazioni e appunto continuare a fare quello che fa il Movimento 5 Stelle, ovvero cospirare, che significa respirare insieme. Grazie a tutti. Grazie Alessandro. Bene, passiamo adesso alla lettura delle domande che ci avete proposto voi. Ce ne sono molte, non so se ce la faremo rispondere a tutte. Parto da una rivolta subito ad Alessandro, non so se, magari veloce, se puoi fare un accenno sul reddito di cittadinanza, che c'è troppa gente che vive in povertà. Grazie, è un tema che veramente fa commuovere perché la situazione è molto triste. Sì, solo per dire che il reddito di cittadinanza, come vuole, è il contrario di quel che vuole farci credere qualcuno, che è assistenzialismo. L'unico assistenzialismo che conosco in Italia è quello rivolto a condannati o mafiosi che beccano i quattrini nostri. Il contrario, una manovra economica, una legge che abbiamo depositato che prevede anche delle pene severissime per chi mente nella richiesta del reddito di cittadinanza. Noi crediamo che se rimetti in circolo dei soldi in un determinato territorio, crei posti di lavoro e sostieni la piccola e media impresa locale. Nel momento in cui io non ho lavoro e voglio lavorare, e lo devo dimostrare, voglio lavorare perché se rifiuto fino a 3 proposte di lavoro sul territorio, io rinuncio, sono costretto a rinunciare al reddito, ho voglia di lavorare, ricevo massimo, diciamo, se sono da solo 780 euro, un assegno mensile che mi serve appunto per sopravvivere, io quei soldi li spendo e li spendo generalmente nel mio territorio, dal pizzicarolo, che a Roma qua si chiama alimentare, dal pizzicarolo sotto casa, al pizzicagnolo, o all'edicola, o che vado alla tabaccheria, non a comprare magari sigarette, e se spendo questi soldi metto in circolo del denaro in quell'economia locale. Questo fa sì che si creano dei posti di lavoro e quindi la possibilità poi di ricevere, io che ricevo il reddito, la proposta di lavoro aumenta. Questo significa sostenere l'intera economia, la piccola e media impresa, creare posti di lavoro, è una manovra economica, non è assistenzialismo, e ovviamente permettere anche che non vi siano dei pensionati che rovistano la mondezza dopo magari 40 anni di lavoro. Questo succede in quartieri borghesi nella bella Roma, anche un quartiere che si chiama Prati, dove io vedo dei pensionati borghesi ben vestiti, giacche e cravattati, costretti a cercare dei pezzi di pane dentro la spazzatura. Questo è quello che io vedo spesso sotto casa mia, ripeto, non barboni borghesi, e permette anche ai cittadini e ai giovani di non fuggire dall'Italia e magari a cercare lavoro nei call center in India, perché sta cambiando il mondo, i giovani portoghesi cercano lavoro in Angola. È un mondo a rovescio. Beppe dice che per capirlo devi rimettere la testa in giù, ed è vero. Questo è il reddito di cittadinanza ed è diventato un punto importante del programma e siamo riusciti, grazie a quella marcia, grazie al nostro lavoro. Se ci fate caso non siamo più percepiti come protesta, no? Dicevano questi sanno solo protestare, a parte che quando c'è la mafia dentro casa protestare evidentemente è un dovere. Ciò nonostante siamo anche estremamente proposta e grazie a determinate azioni siamo riusciti a mettere nel centro del dibattito nazionale il reddito di cittadinanza che c'è in tutti i paesi europei, oltretutto, questo Davide lo sa meglio di me, a parte Italia e Grecia. Questo è il concetto. È importante far capire, soprattutto in questi territori, dove giustamente c'è una grande attenzione e passione al lavoro, giustamente, che non è regalare dei soldi a chi non vuole lavorare, perché abbiamo istituito reati pesanti per chi viola, per chi mente nella richiesta del reddito, e ripeto, se tu rifiuti dei lavori che arriverebbero velocemente nel momento in cui rimetti in circolo l'economia locale, tu perdi il sussidio. È una manovra economica, così dobbiamo iniziare a dire, questa è una manovra economica, non è soltanto un sostegno alla povertà, è un sostegno anche a quelle imprese che ci sono qui e che lavorano e che fanno già degli utili e grazie al reddito di cittadinanza nel territorio farebbero utili ancora maggiori. Adesso
adesso una domanda per David, cerco di tradurla un attimo perché è stata scritta un po'. Allora, cosa succede se non si pagano le multe? Credo che si rivolga al tema dell'ISDS, no? Cioè, se tu prendi una multa, probabilmente intende questa persona perché in quanto Stato sovrano, cosa fanno? Ci invadono? No, non credo che sia prevista l'azione militare al momento, però no, vabbè, è chiaro che oggi siamo in un mondo dove gli scambi economici tra paesi sono elevati, quindi nel momento in cui, a parte che non è mai successo, quindi ovviamente stiamo parlando di ipotesi, ma nel momento in cui uno Stato non paga un debito, normalmente in qualche maniera viene subito un embargo, viene tolto dalla comunità economica, non gli si forniscono più magari prodotti di cui ha bisogno, è sempre il classico ricatto che si utilizza con l'economia. Oggi si usano molte meno armi e si usa molto di più l'economia per imporre il proprio volere a un altro Stato, lo vediamo in Europa con la Grecia e con altre situazioni simili. Quindi le armi sono l'estrema ratio perché sono agli occhi della gente la guerra è sempre qualcosa di negativo. Quindi normalmente non si usa proprio l'estrema ratio, prima si affama e quindi si tende a non dare quello di cui uno Stato ha bisogno. E normalmente una multinazionale ha il potere per poter fare questo tipo di azione. Una bella domanda per te adesso qua. Come si otterrà lo scioglimento per mafia del Comune di Roma se il sindaco Ignazio Marino è protetto dallo stesso governo? Risposta grazie. Sì, Ignaro Marino lo chiamiamo in questo modo, oppure Sottomarino, perché ogni volta che piove Roma è una roba incredibile. E anche Sottomarino, perché non avete capito quello che è. Voi qua ci avete qualcuno prima diceva no, voi non c'avete Marino. Cioè, veramente incredibile. E dipende tutto dall'opposizione che gli riusciamo a fare nei prossimi mesi. Dipenderà tutto da noi, da che azioni possiamo fare sul territorio. Noi organizziamo la notte dell'onestà, 50 giorni poi dallo scoppio di Mafia Capitale, per non far dimenticare quella questione, perché sapevamo che sarebbero arrivati nuovi arresti. Ora il prefetto, che comunque insomma, è sempre stato nominato da loro, deciderà se sciogliere o meno il comune per mafia. Secondo noi difficilmente, ripeto, l'ottica e l'obiettivo di Renzi è commissariare non per mafia il comune per un anno, costringere in qualche modo Marino alle dimissioni, io credo che alla fine cederà, e poi farci votare tutti quanti, anche altri comuni che vanno al voto a maggio del 2016, per provare a distogliere per un anno, sapete arriva il giubileo, l'attenzione dei romani dallo scoppio di Mafia Capitale. Così fanno, sperano sempre nell'amnesia collettiva, cioè io dico sempre che il memoricidio è una loro strategia, e la memoria è l'arma più grande che può avere un cittadino. Se ci pensate, la memoria serve anche a ritrovare la strada di casa. Se uno non si ricordasse dove abita, un giorno pagherebbe per le strade della propria città. La memoria è una roba importantissima. Se avessimo memoria non voteremmo magari gli stessi partiti che ci hanno affamato, che però mettono una persona nuova e uno pensa però è nuovo perché c'è quella persona nuova. Non è così, perché sono rubati l'impossibile, hanno fatto determinate politiche. A me fa molto ridere la Meloni che dice bisogna restituire tutti i soldi ai pensionati della riforma Fornero. Lei la riforma Fornero l'ha votata, è incredibile, cioè persone l'hanno votata, ma tipo non c'è un giornalista che gli dice senta, si vergogni, lei ha detto, lei l'ha votata, se ne vada per vergogna dallo studio, perché io suggerirò, ecco, anche questo posso dire all'Annunziata dopo domani, ogni volta un politico in televisione, nel sottopancia, in sovraimpressione, oltre alla carica che ha, dovrebbe scrivere anche i carichi di intenti. Guarda che cambierebbe tutto, cioè Formigoni, ex presidente della commissione Greco Agricoltura del Senato, indagato per questo e questo. De Luca condannato per questo ufficio. Uno legge, minchia, sta parlando un condannato. Sì, cioè guardate, questo è rivoluzionario, questo dovrebbe fare secondo me il servizio pubblico. Mi prendo come impegno con voi quello di dirlo all'Annunziata dopodomani e vediamo che
fanno a Renzi in TV. A noi ci chiedono, no, poi è incredibile, quando vado io, in che anno è stata approvata quella legge? Io magari lo so e poi sì, l'anno, ma in che giorno? Il problema è che ormai studiamo e sappiamo pure quello. A Renzi gli danno il microfono e se ne vanno. La domanda a piacere, vi ricordate quando al liceo uno sperava sempre, speriamo che mi fa, poi iniziava sempre che la domanda a piacere, Renzi la domanda a piacere, che tutta la trasmissione la domanda a piacere, è incredibile. Così io vado in TV e ho sempre la sensazione che l'obiettivo è screditarmi, non tirare fuori un pensiero, screditarmi. Non ce la fanno? No, grazie. L'altra volta sono questa è uno che fa sempre, veramente fa così davanti. Io mi stavo, poi mi ci avvicinavo, mi faceva così e poi quando si innervosiva faceva così. Fateci caso, io pensavo che fosse anche... Invece no, è una roba di nervosismo. Però una piacere per te, guarda, i traditori del gruppo misto, perché non vanno a casa? Vabbè, sì, noi quando governeremo aboliremo il gruppo misto. Questo vi do questa. Il 5 per 1000, il 2 per 1000, la passerebbe, non si può erogare al Movimento 5 Stelle, noi non abbiamo dato il codice, per cui se qualcuno ci vuole dare i soldi non potete. Guardate che questa frase è incredibile, quindi non vogliamo i vostri soldi. È tutto al contrario questo paese. C'è un movimento che rifiuta i soldi, deve combattere per non avere i soldi dei cittadini, perché questi partiti vogliono farti approvare degli statuti così anche tu sarai costretto a prenderli. È incredibile? Oppure sempre noi qualche mese fa occupammo, dormendo, sì, se volete invece dare un contributo volontario, c'è il bussolotto, queste cose. Qualche mese fa occupammo, dormimmo con delle tende, faceva freddo, sotto al Ministero dell'Economia, perché ancora non aprivano il conto per dare noi i nostri soldi al Ministero per il fondo del microcredito, cioè non volevano i nostri soldi che volevamo restituire. Abbiamo dovuto occupare una strada per ridare i nostri soldi degli stipendi al Ministero e dal Ministero farli dare alle piccole imprese. Ci pensate, è incredibile. Roba che se invece loro li vogliono solamente in banconote non segnate, in valigette, possibilmente passate di notte. Queste cose fanno ridere, ma è così. Cioè io tutto quello che vi dico è vero, poi verificate, le persone ridono quando dico che Napolitano è entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo. Dico, è vero. O che uno di Forza Italia una volta si arrabbiò perché gli avevo dato dei ladri, si avvicinò e mi disse: noi di Forza Italia, si ricordi, non ci generalizzi, non siamo tutti ladri. E mi disse questo. Chiarelli di Forza Italia. Io faccio sempre, a che gli dissi, onorevole, mi dica quelli che sono ladri e quelli che... Cioè, è così, cioè io frequento questo palazzo ogni giorno, non capite perché mi piace quello venire a Treviso in queste sale? Perché per me significa respirare. Altre domande? Andiamo. Qua mi sembra molto bella. Che cosa pensate di fare per fermare la cosiddetta riforma della scuola? Tutto, però essenzialmente è l'opinione pubblica. È uno squallido ricattatore di periferia, uno che dice sì, noi ormai abbiamo capito il soggetto, perché è sempre uguale, l'unica cosa che fa nel corso dei mesi ingrassa. Gonfissimo, incredibile, non parlavo di ingrassa dal punto di vista, diciamo, economico, proprio ingrassa, è diventato, noi invece a parte qualche eccezione perdiamo figli. Noi qualche mese fa, capendo il soggetto, gli suggerimmo: fai un decreto che entra subito in vigore per l'assunzione, diciamo, per la stabilizzazione dei precari. Il resto, quelli che tu pensi che sono delle meravigliose riforme della buona scuola, che essenzialmente significa dare quattrini pubblici alle scuole private, questa è la buona scuola. Questo fai una legge così il Parlamento fa opposizione, la discute. No, lui ha messo tutto insieme, perché la logica è sempre quella: mettono lo zuccherino circondato da letame. Se tu dici non lo voglio quel letame, la stampa inventata lui dice sì, ma c'è lo zuccherino. E questo è il concetto. Gli si sono messi contro tanti docenti che si sono, grazie a Dio, perché sono persone serie, informati, che non è che si fidano di Renzi che ti spiega
la riforma col G7 e la Bagno, queste sono delle robe che, cioè, se avesse fatto Berlusconi una cosa del genere. E quindi gli abbiamo iniziato a fare una grande opposizione, l'opposizione continuerà e sta iniziando a scricchiolare questa schiforma. Noi organizzeremo delle prossime attività anche i prossimi giorni e dipende tutto dall'opinione pubblica come reagisce. Onestamente il fatto che abbia preso delle asfaltate in tutta Italia, poi qui alla Lady Like proprio penso che non si fa, dicono proprio è sparita, non si fa più vedere, sta in un asfalto, poi è rinchiusa da 15 giorni. Evidentemente questo serve, anche se tanti elettori del PD, che vivono purtroppo la politica come se fosse una squadra di calcio, io sono di sinistra quindi voto il PD, come una della Juve voto sempre, una della Juve quindi sono della Juve, no, perché questa è la logica purtroppo, no? L'appartenenza tipo calcistica, cioè un partito, un movimento fa i tuoi interessi, se non li fa cambia. Purtroppo non votano ancora alcuni Movimento 5 Stelle, c'è la fase di transizione che è l'astensionismo. Cioè alcune persone hanno difficoltà ad accettare il fallimento, cioè di dire sì, ho votato dello schifo dei ladri, io ci sono passato in questa fase, ve lo dico per cognizione di causa, io ho votato dei ladri in vita mia, poi ho anche penso tutti quanti qui, poi ho passato una fase di transizione in cui non voto più nessuno e poi ho trovato il movimento e ho votato per me stesso, quindi è stata una cosa bellissima, non perché mi sono candidato prima ancora, cioè ho sentito la prima volta e votavo per me stesso. Questo stesso processo lo devono fare alcune persone che votano il PD, altri Berlusconi, altri ancora anche la Lega. Aiutiamoli in questa fase di transizione, cioè accarezziamoli, stiamogli vicino, non sto scherzando. Hanno bisogno di affetto, non di uno che dice sei stupido che non voti il movimento, affetto, gli facciamo capire le cose poco a poco e poi si convinceranno e torneranno a respirare. Questo è un po' quello che dobbiamo fare. Quello che ho detto, perché veramente molte persone che votavano altri partiti si sono avvicinate anche a me e ad altri ragazzi del movimento, anche qui di Treviso, e effettivamente siamo molto fiduciosi. Qui ce n'è una di lapalissiana come domanda, perché dice: può il movimento denunciare lo Stato per averci sottratto la democrazia a partire dal governo Monti? E cos'altro fa il Movimento 5 Stelle se non questo? No, forse parlavi di una denuncia formale che penso sia impossibile, però in effetti è vero che la democrazia è stata sospesa da quando il presidente Napolitano non ci fece andare a votare all'inizio, nominò essenzialmente lui, ma in realtà Monti è stato nominato dalla Commissione Europea, così come Letta, così come Renzi. Cioè, nel momento in cui noi diciamo l'Europa non ci vuole ascoltare minimamente rispetto all'emergenza dell'immigrazione, ci trattano proprio come stracci e ci lasciano soli. Noi però abbiamo delle leve da utilizzare. Se ci trattate così, allora se questa è l'Europa non vi diamo più una lira. Cioè domani mattina non vi facciamo più nessun bonifico, ogni anno vi diamo miliardi di euro. Perché nessuno? Perché Renzi non lo fa? Perché le tecnocrazie, i tecnocrati, i burocrati europei sono i suoi datori di lavoro. Renzi non è stato messo lì da un partito, dal popolo eletto, è stato messo lì dall'Europa che ha capito che il Movimento 5 Stelle stava crescendo, è stato messo lì con l'unico obiettivo di ostacolare il Movimento 5 Stelle. Se ci fate caso, quando lui parla di Salvini come l'unico interlocutore è perché ha paura dei suoi veri avversari, nemici che siamo noi, perché gli fa comodo uno come Salvini che non sarà mai il Presidente del Consiglio. È impossibile, gli fa comodo uno come Renzi avere quell'opposizione, mentre chi teme veramente siamo noi, e quindi non potrà mai avere questa forza in Europa perché l'Europa centrale, appunto l'Europa delle banche, della grandissima finanza e dei tecnocrati sono quelli che l'hanno messo lì, cioè sono i suoi datori di lavoro. La differenza è sempre questa: il Movimento 5 Stelle può aver fatto degli errori, per qualcuno legittimo, sbagliamo qualche dichiarazione, ogni tanto legittimo, ogni tanto abbiamo utilizzato il torpiloquio. Anche in questo però è un paese molto strano, se tu dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è qualcuno che si scandalizza per il cazzo. È così. Sì, però hai ragione, però modera i termini. Va bene, din abbiamo la mafia a Roma, diremo così se qualcuno si scandalizza. E vi dicevo che però i passi in avanti si stanno facendo, loro iniziano a temerci moltissimo, me ne accorgo proprio, poi c'è un grande seguito che aumenta e persone informate che partecipano, quindi è un po' questo. Però vi dicevo, la differenza grande è che mentre il Movimento 5 Stelle, che può aver fatto degli errori, ha dei datori di lavoro che sono i cittadini,
questi grandissimi politicanti hanno datori di lavoro che sono i potenti della terra, le lobby e in questo caso i tecnocrati europei, contro i quali non potrà mai andare Renzi perché perderebbe il posto di lavoro. Bene, io farei un'ultima domanda, poi ce n'è una collegata a una che hai fatto prima, comunque insomma diciamo qui c'è una domanda a cui potreste rispondere anche entrambi da parte di Umberto. La carne americana ce la porteranno con gli ormoni come sono abituati a farla in casa loro in Stati Uniti? Quando prima parlavo proprio di scambio di merce in maniera libera, intendevo anche questo, no? Cioè la possibilità che quello che viene prodotto e commercializzato lì entri qui senza più barriere. Una delle cose che gli Stati Uniti d'America non vogliono assolutamente, per esempio, è il made in. A loro dà un fastidio tremendo che esista il made in. Una delle loro richieste è: non vogliamo assolutamente legare il prodotto alla regionalità, no? Quindi tutti i nostri prodotti d'eccellenza legati al territorio, chiaramente loro non li vogliono perché vogliono inondare il mercato di prodotti assolutamente standard come quelli che loro normalmente sono usi commerciali. Così come una delle cose che loro assolutamente vorrebbero evitare è quello di standard elevati. Noi in Europa rispetto a loro abbiamo degli standard qualitativi molto elevati, per esempio sui medicinali, sulla chimica, abbiamo molti prodotti che sono vietati, molte prassi che vengono limitate. Loro sono molto più liberali in questo, quindi il TTIP, il vero problema di questo trattato non è tanto la questione della merce, quanto, come dicevo all'inizio delle prime slide, l'appiattimento purtroppo verso il basso di questi standard. Quindi noi mangeremo peggio, avremo prodotti peggiori, avremo sicuramente un rischio maggiore per quanto riguarda la nostra salute e il nostro mercato, perché questo è quello che in questo momento gli Stati Uniti impongono. Non è un caso che queste siano le clausole che loro fortemente vogliono e minacciano di non firmare il TTIP se non ci sono. Io minaccino pure, sarei ben contento se non lo firmano, però loro minacciano l'Unione Europea dicendo: se non ci sono queste cose noi non firmiamo. E aggiungo anche che in alcuni paesi si produce anche carne clonata e questo è proibito in Italia, comunque nell'Unione Europea, e secondo alcuni studi non è sano mangiare della carne clonata. In generale, io poi lo dico sempre, io non sono vegetariano, ci sto lavorando, però spesso il culatello è più forte di me. Però mi ci impegno, ho ridotto moltissimo, però provare tutti quanti noi a ridurre per poi chi ce la fa, chi è più forte di me, fare dei passaggi ancora più, diciamo, importanti è un obiettivo. Pensate che anche l'eccesso del consumo di carne è correlato anche a fenomeni come i cambiamenti climatici, addirittura. E i cambiamenti climatici sono anche alla base di fenomeni anche migratori. Vi pensate come è tutto collegato? Insomma, il fatto che si mangia troppa carne è innegabile e il consumo eccessivo di carne rossa, oltretutto, provoca malattie cardiovascolari, anche il cancro. E l'ultima domanda è: secondo te che lo scandalo di Mafia Capitale è un caso che sia scoppiato 4 giorni dopo le elezioni? Onestamente penso che la magistratura e la procura di Roma, che gli sta dando dei belli schiaffi a tutti i partiti, non è che abbia fatto questo tipo di calcolo. Onestamente stanno restando 1 al giorno, quindi neanche guardano più elezioni o non elezioni. La settimana prima non arrestare gli altri, i sindaci. Io ormai arrivo in Parlamento e la prima domanda che faccio al commesso è: quanti ne hanno arrestati oggi? Troppo pochi. Pensate che c'è perché poi la polizia, che magari sta fuori da Palazzo Chigi, che è il palazzo del Presidente del Consiglio, dico sempre: se li conosci li eviti, per cui fuori da Palazzo Chigi sono 2 poliziotti elegantissimi, delle bellissime mantelle nere che fanno le guardie immobili. Quando noi passiamo lì davanti, loro non si possono muovere, non possono parlare, però ci fanno psst. Noi ci giriamo e ci dicono: continuate così. Perché stanno con noi, perché vedono delle cose incredibili, no? Anche l'arroganza del potere,
l'auto blu, il modo di comportarsi, per loro è tutto dovuto, ripeto, loro pensano che la realtà nasca e finisca a Montecitorio, che sia normale mettersi in questo modo e aspettare qualcuno che gli va a mettere il soprabito. Io ho visto anche queste scene, cioè pensavo che fossero state abolite con la rivoluzione francese. Invece no, vedo anche le persone che scendono dall'auto blu, neanche sono capaci di prendere un impermeabile e metterselo, ci mettono il braccio così. Non so se vi ricordate un film che era Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy che apriva la bocca e c'era qualcuno che gli lavava i denti. Mi viene in mente questa immagine, mi immagino che qualcuno si alza, che è presente a Capolino, si alza, apre solo la bocca e c'è qualcuno che gli lava i denti. E è così quel palazzo. Io non vi auguro di andarci, anche se qualcuno ci deve andare, perché ci candidiamo noi e si candidano sempre loro. Quindi candidarsi non è soltanto un diritto, ma è un dovere del cittadino onesto e preparato. Però non ve lo auguro. Oppure se ci andate, io sono molto l'ironia, perché è anche un modo per mantenersi umani in quella vasca di squali. Perché poi ridiamo, ma a 10 metri da me c'è la pista del fondatore della nuova Camorra Organizzata, a 20 metri scranni vuoti, a 20 metri a destra Caranno, uno che si è fottuto i soldi dei giovani siciliani. No, è Galan del Mose, il genovese un altro, perché uno si confonde perché sono davvero troppi gli arrestati. Io ho letto da ragazzo, poi l'ho riletto, mi sono fatto lo schema 100 anni di solitudine e ho iniziato a capire le parentele solo facendomi gli schemi, no? Chi l'ha letto, no? I Buendia, Incredibile, no? Chi è il padre e il figlio, poi si chiamano tutti uguali. La stessa cosa io lo faccio con gli arrestati. C'ho uno schema nel mio ufficio con tutti i collegamenti, arrestato, indagato, condannato qua, e c'è proprio la mappa del potere e mi permette di fare i collegamenti. Ah, ma tu, cioè, non si presenta più con un politico, ma tu sei quello che ha fatto quella legge, no, tu sei quello che nel 93 hanno ingabbiato, poi io dico queste cose, e uno dice sempre sì, però ne sono uscito pulito. Io poi gliele dico tutte, perché proprio mi diverte in questo modo. Ora vi saluto perché è tempo di mangiare, noi abbiamo tutti appuntamento al ristorante dove vi ringrazio di cuore, ringrazio David, ringrazio il gruppo non si sa mai. Poi ci sono merchandising ovviamente made in China, penso, e costa meno, i made in USA, e soprattutto possibilità di fare delle donazioni. Io ringrazio di cuore, abbiamo anche fatto qualche battuta, però la tematica è importante farla passare in questo modo. E ringrazio Davide di avermi invitato, di avermi dato un'informazione, per aver organizzato davvero un'attività di controinformazione incredibile questa sera al Treviso. Lascio a lui. Anche se la serata non finisce proprio esattamente qui, perché abbiamo un altro piccolo step da affrontare, quindi stiamo qui altri 10 minuti, dopo è finita. No, ma questa è la basta di... Ho capito che se ne va, no, restate qua. Lascio la parola a Olimpio per... Allora, molti di voi avranno appunto già visto, come ho detto prima, il film Bandizza, alcuni avranno visto almeno. Si tratta di un film documento, come dicevo prima, che racconta alcune verità scomode riguardanti il territorio veneto. Io l'ho visto, devo dire che come minimo è un film toccante, da non perdere. Adesso, se il Nick è disponibile, vi facciamo vedere il trailer. Non so chi è quel tecnico, faccio partire. Facciamo partire, guardatevi il trailer, sono 6 minuti tutto. Se si può spegnere qualche luce sì qua all'inizio almeno. Il Bandizza è un termine molto importante perché è derivato dal latino bandire, bandito vuol dire confine, limite non si può oltrepassare, hai capito? E il termine banda, bandito, deriva dal discorso Bandizza. E io vuoi spiegare ora perché vuol dire banda, bandito.
io ero lì e ho dovuto uscire, perché altrimenti sei stato arrestato, perché la voglia di andare lì e usare violenza fisica era grave. Tutto questo fumo tira verso il polo scolastico, quindi i bambini si ispirano in pieno di tutte le DM10, benzene. È un business, è vero, solo perché i soldi, lo ripeterò finché solo per chi è solo. Gli studi che sono stati fatti sul latte materno, che purtroppo spesso presenta dei livelli elevati di diossine che quindi arrivano direttamente al neonato. Vedere che l'azienda, il patrimonio sarà mostrato, sarà un'asta, questo concordato, tenendo presente che sarà un'asta che moralmente lo uccide. Ed è lì dove le case farmaceutiche guadagnano, e sono le stesse persone che guadagnano decine di volte il guadagno che hanno a vendere I poveri continui e parenti ormai di tutti quanti quegli abitanti che o di tumori oppure morti improvvise per malattie di cuore. Le grandi opere cosiddette sono per la maggior parte state inventate perché soprattutto interessavano prima di tutto a chi poi le avrebbe costruite. È per questo che allora non ci arrendiamo come comitati e continuiamo a lottare fino all'ultimo. E questo è un paesaggio di campagna, di contadini, e secondo me questo deve essere così. Perché noi con mia moglie abbiamo cercato una casa appunto per coltivare un po' di orto, un po' di vigna, per stare un po' in mezzo all'ambiente, però 500 metri costruendo una mega città e quindi... Nessuno non sapeva, tutti conoscevano, eppure sono state fatte delle concessioni. Come giustamente diceva Corrado, evidentemente qualcuno non ha fatto bene il proprio lavoro. Non l'ha fatto bene qualcuno al patto e non l'ha fatto bene qualcuno al ragione. Questo è sotto la più, tutti sono la ragione, ha la responsabilità. In questi 40 anni abbiamo messo le mani sul futuro, cioè abbiamo di fatto imposto la nostra logica, le nostre esigenze alle generazioni che verranno. Non è facile a fare questa vita, io preferisco avere un tumore piuttosto che fare questa vita. Ripeto, un film bellissimo da non perdere. Ci sarà una proiezione il 3 luglio a Ponzano Veneto a casa dei Mezzadri alle 21.
quindi siete tutti invitati a venire a vedere questo film. Tutti quanti no, perché la sala avrà 100 posti, quindi una parte di voi almeno. Grazie. La serata termina qui. Vi ringrazio di tutto, vi ricordo sempre che fuori ci sono i miei colleghi pronti a raccogliere una vostra offerta, un vostro piccolo contributo affinché serate come questa possano ripetersi in futuro. Grazie di nuovo, davvero finito, buonasera. Ci vediamo a novembre per la prossima data. Grazie a te. Alessandro. No, impegnato. Ciao, bellissimo. Forse vedremo non so interessante. Sì. Sì, sì, torno. Mi dispiace dire sempre attenti e vedere sapere che quella è la realtà, però purtroppo vedere qua
Un saluto a tutti quanti, grazie di aver partecipato alla nostra diretta. Un saluto dal Movimento 5 Stelle Treviso. Iscrivetevi alla nostra pagina YouTube, Facebook, Twitter e seguiteci. Ciao.